Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo sulla moda della UEFA Champions League 2023, una Champions League per noi milanisti un po' bella, insomma abbiamo vinto la UEFA Champions League battendo in semifinale l'Inter col doppio pareggio e contro la Juventus ai rigori, quindi con tre pareggi, quindi la cosa più bella del mondo. Allora raga, andiamo a vedere i gironi di quella Champions. Allora è chiaro che dopo ci sarà il secondo girone perché non era previsto su PS6, quindi dopo andiamo direttamente agli ottavi. Allora abbiamo Arsenal, Borussia Dortmund, PSV, Auxerre. Valencia, Liverpool, Spartak Mosca, Basilea, Real Madrid, Roma, AEK Atene, Genk, Inter, Olympique Lyonnais, Ajax Rosenborg, Juventus, Feyenoord, Dinamo Kiev, Newcastle, Manchester United, Leverkusen, Olympiacos, Maccabi, Milan, Bayern Monaco, Deportivo, Lens e Barcellona, Galatasaray, Lokomotiv Mosca e Bruges. Qua però voglio capire, tipo mondiale o... questo non lo so ragazzi, cioè nel senso sono tre partite solo forse facciamo. Vediamo un attimo. Sì. Quindi sono solo tre partite, quindi diciamo è una specie di mondiale, raga. È una specie di mondiale, ma accontentarci, purtroppo non c'è la possibilità di fare ritorno più il doppio girone. Meglio di niente. Vediamo la prima partita. Vai raga, siamo Racing Club di Lens. Vai. Abbiamo dei... Bello però. C'è tensione, bello. Non mi risposto anche le trovo, vabbè. C'è tensione. Milan Racing Club di Lens. Prima partita del girone. Si parte ragazzi. Seedorf. Prima partita, attenzione che le sono impressioni belle, almeno quello, però sono solo create tre partite. Tipo un mondiale. Costa Serginho lancia super Pippo super Pippo Inzaghi subito Pippo l'ha messa e subito sentenza pippiana su Asti. Per questa roba più brutta devo togliere questa cosa. Bella, eccola qua. Perfetto. 1-0 subito all'ottavo. Subito ha beffato il Racing Club di Lens. Con la doppietta di Pippo nella realtà. E mi sembra gol di Utaka per il Lens. Subito Sicora fuori, palla fuori, bisillabo di felicità. Nesta Sivic, Pirlo per Gatto, vai Gattuso si invola. Sceva recupera bene qua il Lens. Volo vinci per noi. Che avanti con il cuore. Gattuso sbaglia. Moreira forte, buon giocatore. Ci facciamo il 3 del girone. Attenzione, Bua Diop. No, Dida sbaglia. Cagata di Diana. Ma non ci voglio credere. Ok, fuori, meno male, mamma mia. Rimessa dal fondo per l'AC Milan di Milano. In vantaggio all'ottavo con super Pippo Inzaghi su assist geniali di Sergio Claudio Serginho. Stiamo soffrendo però adesso, raga. Attenzione al Lens. E c'è il pareggio del Lens. Un po' come nella realtà. Pareggia il Racing Club di Lens.
Dormita generale qua della difesa rossonera. Sheva. Seedorf. Pippo. Che gol di merda che ho preso sull'azione del francesismo. Seedorf, effetto serra. Seedorf lo recupera Clarenzio. Seedorf la mette in mezzo per Gattuso. Era fuori gioco, ma grande gatto di testa. Che pareggio del Lens, ma puttana miseria. Bravo Nesta, vai Nesta a te. Per Gattuso vede Sheva che però la sbaglia. Paolone. Pirlo. Fallo. Pirlo. No, Serginho qua la sbaglia. Dai, non si può non vincere con Lens, dai. Allora, Rui Costa anche bello in forma. Abbiamo Rivaldo. Facciamo la pazzia. Mettiamo Rui Costa proprio al centrocampo. E mettiamo Redondo per Gattuso. Rodolfo Valentino. Vai. Devo cercare di portarla a casa, ragazzi. C'è Vitor Rivaldo, è entrato. Spostatura di Costa centrocampo. Una forzatura nel rombo ancelottiano, ma lo facciamo perché noi siamo noi. Questo è il rombo cubendiano. Attenzione ancora al Lens comunque buona squadra. Sheva. Il musagete, l'ispiratore delle muse, Manuel Rui Costa. Simic. Redondo. Sheva cerca di rubare palla ma non ce la fa. Dai Andrei, dai. Sempre il miglior Sheva di quell'anno, un po' per salto agli infortuni nella prima parte di stagione. Fino a gennaio sta un po' più dura. Rivaldo. Mamma mia, Rivaldo stava regalando il gol dei gol. Forza Milano lei, dai. I cori ci sono, manca solo il gol. Pippo mio, vai Pippo mio. Sheva. Vento di passione, il Bambi di Kiev, Shevchenko. La dà a Rivaldo per Andrì. E Andrì la perde. Andrì non sembra in formissima. Redondo si fa passare da Bouba Diop. Attenzione, Bouba Diop lo butta giù Redondo. Rischia il rosso. Ok, hanno fatto un bel lavoro questa mob grafica eccezionale. Dai. Rivaldo la sbaglia. La prova fallo su Vitor. Pirlo. Rivaldo. Rui Costa la sbaglia anche lui. Milan calato dopo il gol subito. Redondo, il principe. Bravo qua Sergio Claudio Dos Santos. Vai. Redondo. Rui non è il suo ruolo e si vede. Pippo per Andrì, ma dove cazzo la passa Pippo? 94esimo. Il pareggio dietro l'angolo, purtroppo abbiamo Deportivo e Bayern. Buono, vai Andrì. Involati verso la gloria eterna Andrì.
Lens tiene il Milan sul pareggio. Paolo finisce qua. Milan 1, Racing Club di Lens 1. Inzaghi e Veireles. Vaffanculo. Andiamo al secondo match. Alla Corugna andiamo, ragazzi, al Riazor. Eccolo qua. Al Riazor. Allora. Ricosta non in forma, mettiamo Rivaldo. E Pippo si tiene, però mettiamo secondo tempo Yondal. Vai raga, Tristan e Luca non gioca, Roy Mackay. Siamo al Riazor. Vai Fioi. Ancora il 0-4, Sedorf e triplettona di Pippo. Zaghi. Sheva. Sheva vede Pippo. Pippo vede Sheva. Dai ragazzi, dai. Bravo Andrei. Vento di passione, la prende bene Rivaldo. Gattuso non riesce a prendere palla, Fran. Per Luca, recupera Nesta. Rivaldo, va da Andrea Pirlo, Trilli campanellino per Rivaldo, bellissima. Rivaldo, brutto passaggio. Nel Super Depor. Pirlo. Pippo. Dai Pippo, dai. Dai Rivaldo, Sheva. Sheva viene bloccato. Gattuso. Shevchenko, no. Sheva la recupera, la dà a Serginho. Anzi la lascia Serginho. Sedorf prova il cross, Clarence per Gattuso, non c'è per Gattuso che arriva, zio Ken. Pirlo e la sbaglia, Pirlo, Donato recupera. Vamos al 30esimo, Pirlo la recupera ancora, il Milan sta anche giocando. Gattuso purtroppo nei passaggi non è certo la sua prima virtù. Aia, mamma mia, fuori gioco, meno male. Fuori gioco. Dodo. Fuori gioco di Luche. Paolone d'oro. Serginho. Sedorf vede Pippo. C'è anche Sheva, fuori gioco. Fuori gioco di vento di passione. 39esimo. Non si sblocca il sotto al Riazor. Paolone la recupera da gran campione, ma la perdiamo di nuovo. Riazor, campo difficile, lo scopriremo bene l'anno dopo. Vida, Nelson, Paolo, va bene, Serginho, Sedorf, effetto serra per Rivaldo. Rivaldo vede Sheva, ma troppo lunga, mamma mia. Zero a 0, brutto. Beh ragazzi, secondo tempo, 3 cambi, rivoluzioniamo tutto, vai. Entra lo scorpione bianco, freddo come il sangue di un crotalo, Jon Dahl Thomas. Sheva subito ti rabbia. Purtroppo esce Olina, scusate. Costa non riesce a prendere Luca, c'è. Bravo Calazzo, Zanna Bianca. Bravo Zanna Bianca.
Sedor per Andrei sul rimpallo, un po' di fortuna. Rui Costa, il musagete, l'ispiratore delle muse. Rui Costa vede Sheva, non ci voglio credere, esce bene Molina. Sveglia, raga, bravissimo Pirlo, recupera. Rui Costa ha ancora detto benissimo lui. Rui Costa, fallo su Rui Costa, non fischiato, era rigore, protesta il Milan. Sedorf. Rui Costa. Rui. Ancora Pirlo, la può recuperare, la recupera. Le dà Zanabianca che gioca a destra perché Simic è inguardabile. Non voglio rinunciare a Serginho, 70esimo, non si sblocca raga, non si sblocca purtroppo. Nesta a te, Zanna Bianca, Rui, Pirlo, Sedorf. No, Sedorf perché così? Dico Tristan, mai visto. Neanche entrato Macai, meno male. Bravo Rivaldo per Yondal. Ma no, sbaglio tutto, ma Dio santo. Cacca bene. Grande Nesta a te. E poi non la sfrutta per attenzione. Attenzione al Depo, non adesso per Ravodida. Para Nelson. Sheva. Sedorf. Ma se la allunga Sedorf. Fallo purtroppo. Su Amavisca. 89esimo, secondo pareggio, rischiamo l'eliminazione raga, la cosa purtroppo è ufficiale. Calazza. Sheva per Thomas, ma recupera Cesar, finisce in parità anche questa 0-0. Andiamo a vedere la classifica. No good. Siamo secondi, 6-2-2, meno male che il Bayern ha vinto, bisogna vincerla per forza, se non vinciamo salutiamo la competizione, What? No, i portieri, perché i portieri? Dov'è San Siro? Dove cazzo sta San Siro? Datemi San Siro. Stadio della Piazza Milan CL, ok. Perché quelle dei portieri? Ok, finalmente. Ok. San Siro. Vai. Ok, la squadra non è molto in forma, Mettiamo Ambropini, signori. Ambropini. E cacca per Calazza a destra, basta. E siamo contro il cane, di solito Shevchenko e ragazzi mi si è crashata, probabilmente con lo stadio della Champions League crash, non lo so. Vai. Andiamo con questo, sempre tranquilli. Vai. O vittoria o eliminazione. Il Bayern Monaco è già sicuro del primo posto nel girone. Rui Costa. Sheva. Peccato. Cana rinvio. Serginho. Pirlo recupera, no. Bravo Nelson. Ambro. Sergio per Serginho. Vai Serginho, involati Sergio. Rui Costa, il musagete.
Rui Costa, non ci voglio più. Pirlo. Seedorf. Fuori di molto, purtroppo. Calazze. Solitamente a destra, ma piuttosto di Simic per qualsiasi cosa. Cacaver. Calazze. E Pirlo recupera ancora. Pirlone per Sheva. Rui Costa fuori gioco. Dai cazzo, siamo il Milan. Siamo il grande Milan adesso. Rui. Seedorf. Pippo dorme. Pippo. Prova il cross, Pippo, mi viene da ridere così. Sheva. Lanci tutti i cori. I rossoneri vogliono almeno al secondo posto del girone. Dai fiori, Salihamidzic. Il Brazzo Barzo. Zé Umberto per... Raga, grazie, ci svegliamo. Ballack, Michele, giovane Elber, Rui, effetto Serra, Pippo, Sheva, e Sheva non la perde. Dai Andri per mettere in mezzo e ancora Andri di cuore. Insomma, che sfiga, Seedorf, il mio usagete. Non si può segnare, vietato. Finisce la prima frazione. Ragazzi, il pareggio andiamo, sicuro che usciamo. Dobbiamo pareggiare anche le altre due. Dai. Serginho, Pirlo, Cesar, Manuel, Rui Costa, Ambro, Arsenio Lupin, Pippo, Sheva, niente da fare. Non sfondiamo. Nelson per la tempesta perfetta, Nesta, Calazzo, Zanna Bianca, Arsenio Lupin, Ambrosini, Sheva, Rui, Seedorf, bellissimo Seedorf, ma niente da fare. Serginho, ancora Clarence, la sbagliamo, la perdiamo, zio Ken, la recupera Seedorf di cuore, la riperde di culo. Pirlo. Già al 70esimo, attenzione Pizarro, Claudio Pizarro. Mamma mia, l'ho vista dentro. Diavolo, vinci per noi. Seedorf, Rui, Sheva, numero di Sheva. Pippo! Ed è Pippo Inzaghi, gol del Milan su grandissima azione di Sheva, ma Pippo in questa Champions veramente le insaccava tutte. Sheva, parata di Olli, ma Pippo c'è, no, adesso bisogna tenerla però.
Vai raga. Grande Andrei, comunque meritava il gol Andrei, ma Pippo ragazzi. Freddo come il sangue di un crotalo. Anche lui, come Thomas, come tu. No, no ragazzi, no però. No, subito, per piacere. Mamma mia. Entra Roque Santa Cruz, esce Willy Segnò. Pirlo. Vedete. Nesta. Calazze. Ambro. Ambro vede Andrì. Andrì implacabile. Roba nostra, roba nostra. Sheva, ancora Sheva, prova a metterla in mezzo, Sheva, Paraolli. Sedorf. Vai Clarence, bravissimo Clarence, vede Pippo. Pippo per Sheva, offside clamoroso. Dai che se vinciamo passiamo, cazzo, dai. Ringrazio l'amico che mi ha consigliato sta mod del 2003. Purtroppo non c'è la Champions completa, ma è impossibile trovarla. Grandissimo Milan, piccola messa, 2 gol in 3 partite. E passiamo il turno, raga. Andiamo a vedere gli altri gironi. Allora, passa Arsenal e Borussia fuori, PSV e Auxerre. Liverpool Basilea fuori, a sorpresa Valencia e Spartak. Nel C Reale Roma fuori, Genk e Capatene. Nel D Ajax e Inter fuori, Olympique Lyonnais e Rosenborg. Nelle Juve e Feyenoord fuori, Dinamo e Newcastle. Nell'F United e Olympiacos, Leverkusen e Maccabi fuori. Nel G Bayern e Milan. Siamo passati comunque col pareggio pazzesco. E nell'H Barcellona e Galatasaray. Andiamo agli ottavi. Scusate ragazzi, gli ottavi, sono stanco. Andiamo a vedere contro chi siamo. Arsenal Basel, Real Madrid Inter, Juve Olympiacos, Belgrano Galatasaray, Barcellona, Milan. Madrid Feyenoord, Ajax Roma, Liverpool Borussia Dortmund. Ai ai ai. Siamo contro il Barça di Van Gaal. No, forse no, Van Gaal c'era. Van Gaal, sì. Sarà dura, Beppe. Sarà molto dura. Ma noi ci proviamo. Raga, sotto il comandante veneziano. Prossima partita, 10 minuti. Ciao!